Intanto diciamo che in questi anni il peso è molto rilevante, soprattutto per le piccole imprese dove c'erano i titolari che gestiscono in proprio praticamente anche i rapporti con la pubblica amministrazione. Diciamo che soprattutto chiedono ovviamente uno snellimento e soprattutto il fare in modo che la burocrazia, la pubblica amministrazione si dia delle regole comuni fra enti e territori, perché ogni ente, ogni territorio, ogni pubblica amministrazione ha delle regole proprie e quindi questo disorienta e rende poco trasparente il rapporto con la pubblica amministrazione. Soprattutto quello che emerge anche dai risultati della ricerca è che complessivamente c'è un cambio di passo nei confronti della pubblica amministrazione, cioè non c'è solo protesta, ma c'è bisogno di avviare un dialogo, una comunicazione positiva, perché comunque c'è bisogno di una buona pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione non solo nemica, insomma, professore. No, questo è il cambio rispetto ad alcuni anni fa che, come ricorderete, anche Treviso è stata sede di momenti di protesta nei confronti dello Stato, della pubblica amministrazione in generale. Adesso, cambiato il contesto competitivo, c'è bisogno di avere sia uno Stato diverso, buono, friendly, verrebbe da dire, che non vuol dire ovviamente in una posizione, diciamo così, di lasciar correre, ma di far rispettare delle regole e si chiede che la pubblica amministrazione funzioni, e cioè viene percepita come un'infrastruttura dello sviluppo. Per esempio quello sicuramente è il fatto di rispettare i tempi, ma soprattutto la pubblica amministrazione vuol dire per esempio far rispettare le regole, far rispettare la legalità, perché le stesse imprese si rendono conto che altre imprese che non rispettano le regole tendono a alterare il mercato e quindi vanno a svantaggio di quelle che si comportano positivamente.